Siamo con la signora Marisa a Pradis. Sì. Signora Marisa, ci racconti un po' qualcosa di lei? Quando è nata? Dove? Il 1° maggio qua in Orton, qui sopra la strada. Qua è Locandin, se la sua era Orton, era e ancora. Io ho conosciuto dal 1938, mi ricordo di tutti, 103 persone in quella borgata. E adesso saranno 5, 7. Ho visto la guerra, mi ricordo benissimo. Perché lei è nata nel 1933. 33. Ok. E la guerra, sono stata a Clausetto, ho fatto quarta e quinta elementare a Clausetto e ho visto carettoni di cosacchi, ma nessuno mi ha preso sui cosacchi, non mi hanno mai fatto nessun traberbio, niente insomma. Però ne ho viste di ogni sorta. Ecco, portavo addirittura nel 45, che ero in quinta, il medico che avevamo a Clausetto, perché c'era scarsità di latte, mi dava un fiasco, mi dava anche 5 lire ogni volta. Un fiasco di latte lo prendevo qua in latteria e un fiasco dal Tiernel, da Fachin. E portavo giù a Clausetto il fiasco di Venks Fazzù. Giù tu. E c'è buon calere. Ma i cosacchi non ti hanno mai portato via. No, è interessante sta cosa dei cosacchi. Ma quindi lei alla scuola ha fatto i primi 3 anni? A Pradisi sopra, che era una sua zia, La maestra. la maestra. Capito. E ci insegnava molto, aveva 3 classi e ne faceva scuola prima e seconda e terza prima di pranzo, e gli portavano il pranzo da lassù a qua giù e dopo ci faceva scuola alla prima elementare. Ma eravamo 52, in 3 classi quella volta. Sì. E dopo perché è andata a Clausetto? Perché non c'era la quarta e La quarta e la quinta non c'era qua. E quindi ogni mattina a piedi fino a Clausetto. Con i zoccoli di legno Con e le come si galocces. poteva, Con le galocces. con le sgaloccios proprio. E anche i ciucchi che gli metteva sotto, di legno sotto il corrente per sopra. Sì, andai ben passate di ogni sorta. E coi glacins d'inverno. Eh? E coi glacins d'inverno. Sì, più di una volta che gli facevano pari. Che suo Suo padre padre era faceva... fabbro. Sì. Aveva un Favri? Faceva il fave, si insegnava di tutto. Faceva un clap, faceva un top di legno, si allivava, li lavorava, si insegnava insomma. Ma avevi già tanti besti su altri? E siete dei 5 volte. Vachis. Vachis, sì. Avevi già inchiapioris, Sì, chiaris? in fedes, se le mandava in mondo, fedes allora. Ma le svacche le tenevano sempre a casa per sui. Ah, ok. È un imparloc. E se vi sa fa fen... È la che combinava. Dopo il nome ha fatto dei scegni all'estero e dopo l'ha cominciato a restare a casa. Beh, dalla frata a Clausietta Pazzucchiera, 13 anni infatti, che andò a scrutto. Sì, e già vinta persona la Tom. E si sempre vivuto da chi? Ha Sì. sempre vivuto chi? Sì, e ho le 70 anni, in febbraio sono 71 che sono io qui. Ah, capito. Si è maritata giovane? E a 20 anni. 20 anni. E si uomo era di chi allora? Sì. Anche a lui di So, chi? nessuno che borgare pastore così. E non si sono lontano, né uno né l'altro. No? Beh, insomma, fortuna. Eri stata anche in Svizzera con lui.
10 anni in Svizzera, Ah, ecco. 11 anni, sì, sì, un anno prima di sposarsi. Si svia. Sì, sì, allora stato via prima. C'è mistero facevi, siamo in Svizzera? Il Borreggiorpo. Ok. E ieri eri... Io ero con la Svatia, difatti è nasciuta mia figlia nel 59 e quando tornava era nel 61, non li conosceva io e non voleva neanche stare donne. È così Canais. la vita. Quindi ieri è stato un periodo in cui ieri in Svizzera? Io prima di sposarmi ora, E ci 18 mesi, facevi in e Svizzera? eri con i contadini. Ah, sempre Bene, gestire contadini, era contadini, un'indiosteria, lavoro su così, insomma. Comunque mi sono chiamata sempre miei co-ucchi. C'è che era massa miseria. E benché era realmente, non era abbondanza. E si aveva perduto. E a me è impossibile. Chi era venuto su qui da noi come in 20 anni, un disastro di niars. Si porta le cornile e così. Ma ti dicevo, era tutto loco, si è venduto. Marisa, quando si è cambiato il mondo di Zinca? Si è veduto che il mondo stava cambiando, che la vita cambiava, che insomma veniva anche qualche franco in pensa che E insomma, che io c'era con la latteria che hai fatto, che latteria è fatta della mia età, dal 33, e si creata dal 34 in settembre. Insomma, le real però, anche tra una roba che è alta, e non si è potuto fare miracoli, nessuno, perché sì, era la latteria, ma era anche la lavorazione da palpe, quel che faceva i formaggi e tutto l'insieme. certo. Che i due che restava, con cui ci aveva fatto un indissemolo alla Svatia, è vero o no? E il pan. Si portava il gei in cima alla salita lassù, con le dan rispetto alla parola, beh, insomma. Che la lei. e si colchiava. Tanti si è vissuto. Sì, sì. Arrivavano lassù, facevano una chiantata, che non sentiva un bel tocco. Scrigulà. Sì, beh, io scrigulano, Ci era vuole mia dire anni che scrigolare. tenuto. Scrigulare una voce particolare, ma sgolassi forte, e faceva anche con che si sposava qualcuno. Sì, sì, è una roba di allegria. E così si imparava. Io ero una femmina, nasciuta dai Guaras. Era sposata dai Francescuzi e aveva se ha il feng in cima a Taiet. Ok. Che l'unghia. Bisognava portare sulle sbattadorie, falcette e veniva con un fasciutto. E come ho avuto un patuscio con però che era Maria dall'Aldo. E voleva piedi do sora, sapie. Eh? A voleva piedi do sora, sapie. Sì, 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 ci voleva, Ma si è perché, visto in compagnia, ognuno per consiglio? anche per consiglio, ma anche forse anche in due, qualche volta, due femmine. Sempre femminis comunque. Sì, perché gli uomini erano all'estero e pitenti, andare a Pucci. E non ho, è stata anch'io con mia Ania a fare compagnia, sotto il ciuc da Moglio, con mia Ania Berta. Io se aveva paura, ci voluto per sola. E buono, mi pare che qualcuno gli è partito il fas e fortuna non si gli da voce, Sì, ne è arrivata via sì, Antonio. sì, sì. Sì, sì. Ben ci voluto. Era una biela chiama, 3 chilo saranno stati. Ben 45 kg circa, 20-50 qualche volta. E dopo si è su a dormire lassù per fare il bol, no? Il tacco, Sì, perché sì. il tocco era Sì, per sì. se anche il tocco Sì, di sì. miele. Sì, sì. Spiegami sta roba dal bol? Perché era ruba dal comune, no? E allora
se aveva seato un tocco, nessuno poteva toccare che lì calare di quel che restava e via per pala. Compagni. E ben stato io, è stato in chiò col sei d'Alberta portato in caffè su chiamaruors. Come mare. Se ha, e all'era anche mio nonno. E se portava a casa su chiamaruors verta se chiama. Sì, via, come uno ci dice, sai da sì, so passi, ma ormai non vuoi, ci dice in di là, come è stata, se ha, ma ormai è le busco perdute. Sì, sì. Alle Solo il plan dal lato pinca. No, perché? Ah, solo Sì, solo Fruinci. Sì, verso Fruinci, insomma. Sì. Adesso che velai dal pan dal latte, dal plan dal latte, c'è mai avevi stu nome? Il plan dal latte, c'è mai che aveva stu nome? Allora perché c'avevi con la svacchia 15 dici prima da sì, sulla mondi pala per sola. Era un bel plan e diceva plan dal latte perché Hai capito? sempre c'avevi. E ci conservava il latte perché. Ma Che anche tornava uno non restava. quando tornava uno. Spariva, che anche arrivava uno. In In Germarie, no? Germaria, sì. In Germaria restavano i messieri lassù con questo di Jacob Cagnas in pala. Allora aveva sua sea, queste femmine, viene per pecol della seala, che come uno si sa che sono. No era l'ente, c'era il pecol dell'anziana, no? Dall'anziana, sì. Il palon dell'anziana era. Sì. E andava bene roba così. E Severina la sapeva che roba sì. Severina almorzava 6 svacche anche volta. Prima attaccata a fare da UE, dopo almorzava 6 svacche. E ben stato qui. Da San Jacopo, tu sai che faceva la festa, no? E pesava il latte, no? E pesava il latte. Allora il mio barbacello signorini scalzava sempre, frate di mio nonno che stava qui. E allora, aveva portato su anche la snappa, mio messiere defunto gli ha detto, tu sta attenta, non fatti da toli noi nessuno da che per noi che ti salutiamo perché anche i famigli in quel dia era, tu puoi credere. Non l'ha almeno via e alla fatto che lei sotto un clap, anche la data 1938, che mia barba, la ucula, che aveva il maciullo e la ponte, alla fatto 1938, ma gli era Dio la snappa, no? Tu puoi credere, dopo 3 risch, musumi tutte le vacche di mio padre, le maglie di Cagnassa le diceva sempre, e ha fatto 20 anni un tocco dopo sposato qualche volta dal caffè, la snappa che non la toglieva. E gli aveva fatta onda, ma ma che l'altro puro vecchio. Hanno ci conto niente che aveva l'ambic fatto. Mio pare. Suo pari? Sì. Che si chiamava suo pari? Gino. Gino Cescuti, ok. Sì, li aveva fatto. Però la prima snappa l'aveva fatta dal cortile, lui, aveva fatto un di lambic e aveva arrivato. Io avevo stato a Mugnese, su Parquar, e mi diceva, perché io non l'ho mai cercata, e mi diceva che era venuta una specialità. Dentro in qua a Mugnese. È pure stato. Luglio. Allora ci conti. Dai, Sore San Francesco. No, ma... E dopo, ma si su per la... Io giù per Cerdevole e poi su per là. Come ci conti che era in Dio, mia Berta, mio Barbacec, Mario della Bruna, della Frata. Dopo Milio di Vigin, ma una cubia, Gino di Unger. Ostriche? Sì,
E si giù su, ma la prima dice aveva chiamato spugni. La Bruna è tornata giù perché aveva soffrire da là, sia io che il Mario. Col suo giù in su io avevo la vasa per dare una giuta e a me è partita la vasa. E rubas il defunto Mario l'ha giuto a tolmela, sarà Giù giù per Crez. 50 metri, che era besacciuetta e ferita dalla Grecia, che è morta il mese di febbraio del 45, che mi ricorda come. Sempre per la ferita che aveva fatto in Sì, sempre. E vi dormito lassù in quarto? In quarto in dormito in te cuviglio a basso. L'indomani si tornasse a partire e su, vinchiatat, sapeva mia barba, sapeva bene, mia barba cieca, faceva il chiacciarur, che era giusto. Vinchiatat una fontana quasi in cima. E era due chiavai, e sapeva lui che era la canetta, ma era due chiavai di che era stato slash, grande, e l'aga era sporca. Ma comunque vinchiatat in mossa un po' di mugnese, miei che di prima, e dopo sono tornato giù per i Reones. Ah, Sì, sì. Ma la traduzione italiana di Mognese? lamponi. Lamponi. Lamponi, ok, sì, sì. Ok. Sì, sì. E sei sognando, tu hai No, Ah, ma no. anche volta era venuta che gola e aveva fatto che slambic. Insomma, Beh, insomma. ci rendiava Alca le alc. ci rendiava che mucche poteva, bisogna dire che lì. Non ti hai contato mai che di mia barbacek tu non te la sassi? No, se non me la riscontate. No. Quando gli avevamo una svira al perdono, Sì. che pare purtroppo alla coniugi, lui era un posto in alto gli aveva portato. Lui l'ha fatto il salto la sera A Udin. a Udine e l'ha chiappato che fascista per quello. E gli ha detto, o che tu mi lasci lì, senti che tu torni se no te la fai. L'ha cuccato proprio. E era sempre stato giovane. Ben. Allora aiutano a notare Sofia che il dimo è. E nessuno dice non di mai e l'aiuta a notare la domenica, no? Sì, 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 sì. Il 22 allora, no? Sì, 21. 21 del 44. Sì. E a Montanava e hanno detto che veniva una... Veniva a Celes, che schiva una vaccia che ferava fuori di stagione. Sì, mai. In mai, che scusa, i miei fare neanche non lo aiuto. Mio barba all'era in Germania anche volta, perché quello l'ha fatto dal 30 volte, è stato caduto al 40 e poi l'ha aiuto infine al 40 volte da Wiener Sanz, tornato. Era sempre stato in Germania, ma l'era qui americano. Ah, quindi sud... Allora al Salzgitter, un altro posto, insomma. Sì, sì. ma lei è stato bravo perché hai anche a Pazzù, mi pare, sono giù a piedi a Spilimberg. Sì, sì. E dopo gli aveva tirato un no e gli ha menato a Udin dentro dalla scuola, mi pare. Ma mi una roba del genere, ma aveva detto lui era un blanco ad alto. Ma era scaltro, se tu sapessi che era scaltro, che è sempre stato, che il mio barba è giusto, era stato senza mare da piccolo. E dopo tutto un insieme di roba, se era in nuova. Con Samari vedove dopo un momento. Sì. Dopo è tornata sposando nella sociomotoria. Ma che l'ha fatto così. Lei è arrivata a casa a piedi, ma... Da Udin. Da Udine, ma è benissimo. Stiampada. Sì, sì. E in team di lavoro, anche un'altra che se la conti. E hanno tutta la roba dalla stalla, che come una volta era vostra che sta lì, che il Dival. Ah, sì, sì, sì. Sai che diceva stale di Rossetto? E hanno perché che aveva comprato, no? Le sbres stanno là sotto il punt di Murocco.
in banda lui su pari. E mi teneva me con la clucia sotto un parecchiar, questo non lo savissimo. Con la clucia sotto un parecchiar, se vedeva i tedeschi sulla curva di sotto, avevi le bucinaie e lui si tirava sotto il pugno. Perché era super che arrivato così, a sé alle sbres, che hanno tutte le sbres della stalla, mio padre e mio barbacì. Col segaccio. Con la Che si sie, chiamava che... con la sie a mano, insomma. Sì. Che Un tirava. sotto e un sora, Sì. che lì da morire. C'è avuto lui, mio barba era sempre per sora, mio padre là sotto. Con mio padre tu cogniva ascoltare, tu cogniva fare. Sentare sotto il parecchiar che è un impilar che Gesù. Sì. E avevi l'ordine, se vedevi i tedeschi arrivare, perché che passava continua. E hanno arrivato, no? E andai ben arrivati. Avevi il comando ai tedeschi, signor Tom, in dei tiracas, Andai a tirare che sei era dentro. dalla chiesa che a noi P. Dalla Sì, chiesa sì. dei tiracas. Proprio via era. E platal formati e in mo e avanti e tutto. Ben, platat formati, se avessi indulato che aveva platat, uvido nos, d'ogni la chiesa, che è un tucut, ci va tirato su e mettuto qui. U qui, invece, raccontava sempre mio mestiere. E li aveva mettuto che era un gargas di loja, che venne comune. Con 4 bedex, comunque poteva. Fate il bus e fate la tassa dei bedex per ora. Riva i partigiani si erano mandati, ma era stati mandati. E sapeva la calera. E sapeva la calera. E no, non vinchi. Insomma, però durante la notte hanno venuto tirare via i bedex e spostarli di... Se no, Io se no non stava. E beh, dalla chiesa in Orton, là che sono nasciuti tutti loro qui, di lassù. E sono venuti giù il 31 in marzo qui. Allora mia, allora tanta salta su, e lassù aveva fatto piazza punita. dolce calera. C'è calera aveva un'età, insomma, beh, c'è avuto, se ero qui non ero lassù. Sì, che era il formaggio che durante la notte l'hanno spedito, portato sulla sforcella, c'è molto cieco. E platato sulla sforcella. Sì. Aveva fatto neanche la seconda completa, mio padre, perché aveva Rox. C'è molto facile. Forse io Sanche che vuol dire sia Rox. Le No. celande? Che anche tu vas a Rox. A vuol dire che tu ti arrabbiesi, tu schiampas, tu fai capricci. Ah, ok. Sì. E da noi sarà Rox. Spal bosco. Ah, stiampava. Stiampava, sembrava che fosse a scuola, invece sapeva scrivere, in chiavone bene, ma comunque Ah, no, era la sua passione. no. Aveva per i boschi. Però No. fatto il primo centesimo. I primi sbezzi che la buzz, che è andati, i 5 centesimi, ha comprato tutti i sbrocchi. Sì, cioè, la gente bisogna lasciare come che sono. E buono, vi scontando anche voi, c'è che facevi dai 5 francs dal miedi. Come... È vera. I 5 francs dal mese, sì. Hai comprato la scatola dalla Spenes, no? Perché col sacchetto di pecciotto, a scuola della villa, hai fatto il grimal nero di seconda o di terza, no? Tu forava senza le gambe. E si faceva galera il pinini molte volte. Speri. Il Sì. calamar, no? Che si tocchiava, che Sì. dopo venire fuori. Sì, ben. La prima penna quando si giù in Svizzera l'hai comprata a chiasso io. Di che si scrive come. Insomma, Il primo verso io spingo spal. per una scatola da tenere la penna che mio padre il malato era per chiave, così si spinge che i bezzi, perché bez non era, neanche lui che fumava la pipa mio padre, ma neanche per lui Tabacco. il tabacco quasi. E così era che la legge, Dura. e era wonderless. Ma voi altri da canali, svevi un po' di tempo per giuiare, per...
No, mia nonna non mi lasciava. Sì, a messa la domenica usava i consumari e soagne, perché diceva che se no mi abituavo malamente, che chi era più scioccorezzo. È vero che lui, Tremenda la nonna. eh? Era tremenda sua nonna. Beh, mia nonna era... che mio nonno mi ha sempre voluto bene, mi tirava sempre la voce, ma mia nonna, dall'ora che sono nasciuti i miei frati, aveva la mania degli uomini. Dome che Oh, sì, sì. Quando è nasciuto Rinaldo, hai detto col canale dal pezzo, io monani, come lo arrivare l'erede? non t'arrese più la Marisa. No. La prima. A me menava però la voce, Ah. sempre. Io poi tinins, porta su 10 kg di blava magari o così. A me menava, perché bisogna dire che lei. Ma dopo, ieri che altri, se l'era un tocco di miele, perché altri sì, a me no. Ah, però. Era cagnascia, No, non si schiampa. non ti schiamo. Beh. E dopo sarei 18, sì. Eh sì, perché la blava venivano in di cinquantina, no, di picco venti. No, beh, non si faceva tanto lassù dalla chiesa con che era il Porcello, Che arrivavi? che arrivava in sempre. Magari quando veniva un burastione e quindi uscito al bosco a un po' di stegno si tornava a drecciare, però la blava dal Porcello la faceva. E se no dovevi io tagliare a comprare. Mia madre in tempo della guerra a San Stato 15 dici, fino alla Madonna della Salute, Dell'Ivenza. fin giù di Portoguaro. Fino io a comprare la blava. Sì, e con un barello c'è un casporella, sono arrivato a Sacrosir. Ieri i turisti che avevano bruciato il paese, per cercare qualche partigiano su storie. Sì, sono state storie. Eh. Io manco biela, senti. Sì, è avonda brutos. Pariesti dal paese, avonda brutos. E quindi tu ti avasi a Sì, Ciri. sì. A Ciri la e dopo chi era il mulino che se la mangiava. Ah, l'era il mulino. Sì, la latteria per il mulino. Hai capito. E non veniva su la clausietta a portare. Ah, fin da Clauset venivi. Casera culaga. Certo. Certo. Anche tutta la lavorazione della latteria, con Allora, la turbina. la stessa. Sì, aveva tutta una serie di Sì, cinghie. sì. E aveva l'aga e io era un lusso. Anche che era io per il puin della io per la fuoco allora sì. E che passava, diceva mio nonno, Piero te sacca de gai vedere da fresco, quando aveva esci che i venezi che veniva fatti al vons, io per la fuoco, e allora se pari di fonte diceva sempre che stava dalla stalla col fier da fen, perché ernettava qualche vigilia. E gli stietava. Ai. Sì. E allora passava dalla stalla di cada la palla, che tu hai sentito tu, Sì. la nostra sono i nomi muspi. E allora Piero ti sacca di gai vedere da fresco. Troppi venezi da Vicenza, vi pare, e ci tengono delle state, perché chiesa come in Ortonnos erano stato un tocco e c'era un'asva. Sì. E troppo stavi tutta la stagione. Faceva la stagione che faceva il cervone, La puiata. la puiata, e sono i muri, poi dalla puiata scavuta i muri. Dopo era un mago via per Spignosi, via per là, Ah, che non la... che allora faceva che si aveva avuto canale per le femmine sterpe. Sì. E alla faceva si per una riva, e si tutto rimo che uno è venuto. Con la cotola tirare su un tocco, insomma, così. Faceva sì. E funzionavi? Sì. Sì? Per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio.
era tan baratto, Sì, perché sì. gente la blava e avevo con Barattato. col formaggio il buttiro, no? Sì, sì, sì. Chiaro, Sì. chiaro. E al di bezzo anche. E anche formati e dormì perché stava se mica si poteva, diceva la pure di mia madre. Spera che non gli rubasse tutto. Ma Tas. avevano io un gruppetto di femmine o una per consio? No, no, 4-5 femmine, Sì, con sì, un che per barello farsi compagnia. da tirare a mano e così. Mm. E sono state rubas, non bieles per nessuno. E prima parlava io dai Cosacs a Slauseit, ma in Turchia sono venuti i Cosacs? Sì. Ah, in Turchia eri? Beh, ogni dia partiva a Clausetta e faceva un pilunco e là aveva il chiastiel Ah, eri lì a di Campas. cicconi. Sì, sì. Eri Però tremendo, quel dia a me non rispettoso. mi ha mai fatto noia. Sciolto che aveva proprio riguardo A toccare la canale. Canaia. a toccare la canale. Ma no, non si è sentita di che No. devi fare noi a No, 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 no. Ma dopo dal 47 bisogna attaccata per il monte. È Da tornata chi? gente. Tanta Svizzera? Svizzera, Francia? Francia e qui, ma anche in Svizzera, che c'era in Svizzera prima, io no, non è più tornato, perché ormai aveva 70 anni. Mm. Ma mio padre del 47 l'aveva già giunto in Svizzera, Subito. subito con questa impresa che aveva stato prima, no? Impresa di gente di chi? E di no, di là. Ah, di là? Ah, hai Allora il capito. parole italiano, ma di là. Di là, Sì, hai sì. capito. E tempi, dopo che stava a casa qui, fino al 40 aveva una grande impresa là. E così dopo, mio padre era stato fino al 52 io là, Lassù. il 52. E dopo, Eri la Svizzera todestia? Sì. La Svizzera todestia, sì. dal Claros, Hai capito. è stato qui con lui. Io ho fatto una 18 mesi, ma insomma. Ma gli è piaciuto come esperienza? Sì, come bene. diceva prima. Sempre miei di chi, Mm. perché qui non saltava fuori, è inutile di. Là era già pindenante. Come... Sì, E e allora- aveva già le macchine da SEA, i contadini, i trattori da giù. Impilava i pai per secchiare il fen e mettere su sui pai di legno Per secchiarli. per secchiarli. Sì, non sto credi. E chi invece faceva i scovoi. E chi E come invece vuole essere... con voi e con volesse seduto e Sì, qual era il lavoro che facevi stai chiams, la chiappi fa di os? il campo è sempre stato Sempre più più e faticoso. perché tu fai tutta a mano, è È inutile lì. chiaro. Metti patate sedute era da portare il concime e tutto un insieme di robe. E quando avevo letto le prime macchine? E secondo qualcuno dal 58, qualcuno dopo, Che anni su lì? e dopo, anche dopo il 70, Ah, però, sì, quindi... e di grazie. E la luce, quando si arrivata qui la luce elettrica? Al 20 di dicembre del 45. Ecco la data. Pensa, se ne pensa, la data è storica, la data del 45. Però vimmi tu tutti, o il pai o il lavoro. È stato fatto tutto. Dalla gente. Mio padre aveva fatto le mensole, Per le boccette. per le boccetas e le mensole per la bassa tensione, e che fu per il tono, allora, e che rifraspedana aveva dato fare mio padre. E che arrivava... E su un frospedana, anni dopo, sempre con l'idea, un viaggio se voleva, da menare alla coda, insomma. Sì, da menare di là. E mi pensi che mi hanno contato che era, una volta era l'appalti dal 1800, perché passava fuori la strada che da San Martino andava su in Chiarnie e vendeva sale e tabacco. In frospedana. Pensa, Che le incredibile. tre chiese, quattro. Incredibile. E dentro l'appalti, siccome era puccia luce, avevamo tu 5 candele sulla lampadina e una per chiesa, no? Mi Sì, contava. sì.
E allora uno aveva fatto il busto alla plenchia, di la sera la lampadina a basso e che bisogna dormire, la tirava su. Mi riferivi a che storia di che vecchie, quando sono arrivati i soldati, non sai ben di che guerra, che era giusto a domandare la luce, Ah. e io ci hai detto, Ah sì, sì. ci pensi tu? L'umine ripine per Dio solo lui. Non riesci per furlano, riesci per italiano e per latino. Sì, sì, l'umine ripine per Dio solo Cioè, l'umine lui. di pinne per senso un tocco Sì, di torcia per far luce, e che la vera. E chi sta gliel'ha dita qui, la signora? È una storia antica questa qui. Ah, tipo una sai leggenda. dice guerra, sai dalla prima guerra. Sì, quando sono arrivati gli austriaci praticamente. E c'era Alda Falus, no? E c'era un Ferrarlo. Sì, sì, volevo ferrare e che non mi pensava neanche, l'umine ripine era ben di moda. Ah sì, dopo ho diventato. Sì, sì. Allora qua, da Cecchino, allora. Chi dogna? Sì, allora anche il telefono ci muda nel 1911, qui. Ah però, Sì. però, Allora sta mio nonno a fare le portate. c'è roba. Dal 1911. Sì, presto, disegni sì. chiaro, rispetto. Allora bisogna un luscio. E Austria. E qui vendeva un indidut, no? Da Cicchini. Sì, ma sì, aveva portato a telefonare a San Pielunco in che volta. Sono la più vicina. Sì, c'è Ah, la scorriera, ah, eri le scorriere, sì. a Clausia, sì. Ok, da lì a partivi in... Sì, hai che capito. essa partiva sempre, insomma. E anche alla Romania. Dopo mi ricordo che aveva attaccato a vedere le partite di ballon A Udin. a Udine, con la corriera alla Romania. E facevo prima, già vinto Pivier Sandini e il Nosca via Spilimberg. Sì, Ah, piviers di là. sì, e che comprei ok. Porcei a San Denis. Ecco, era il mercato famoso, no? Sì, allora il marchiato il mercoledì e se lo portava in casa a schiena. Il porcello. È stato tolto di unghio. Ah, Pugei. Sì, dal sacco, dal sei, era mia nonna che veniva a Sielgi e io lo portavo in casa perché io non potevo portare per l'Italia. Però aveva il voli per chiataforma. Ma insomma, A Vonda. a Vonda c'è questo che ti dicevo, i porcei neri, Ah, ecco. e diceva che era più buono, non sai dove sei vero. E faceva Piardiel. Perché anche a volte aveva il quarto Ardiel sulla schiena. Dopo invece è andata a portare l'Andracci con 13 queste, non mi pare. E insomma erano incambiati. L'hai cambiato dopo. Ah, io si pensa di averlo portato alla schiena, il porcello. Sì, sì. E faceva pensa claro, dal sacco. Alle notte il dico. E c'è strada facevi so per io a San Danello? Vito d'Asio, Chiasiat e dopo Chiasiat. via. Sì, sì, Pincian. Sì. Per Pincian, non per Disor. Quelli Pincian si faceva su e dopo si faceva diretto per la strada proprio. All'erba già il point. Sì. Allora che il punto che era che toccava di qua, che come vuole tu, ma prima toccava il muro di là e di qua. E l'hanno fatto saltare, no? Dopo. E l'hanno fatto saltare, sì, che volta. E invece eri rivalità tra Pradis di Sot e di Sor. Beh, non tante, ma anche sì. Anche sì. Tant'è vero che la U era stata alla Val d'Oro. Ah, ok. Era restata Luci Bez che aveva chiatato che era, insomma. La Val Hai anche d'Oro. news loro. Sono stato solo. Hai capito. Anche i 3-4. Ma si beccavisi un po' tra... No. Che tant'è vero dopo hanno portato su anche la lotteria qua su. Ma prima mi contava di una roba che facevi su un chianto l'ant su Palamont. Quando si arrivava sui son, si riscovava il Sì, si faceva una chiantata che non sentivi fino in casa ma bassa. pensa. Andare una dos che si era serva su qui
dallo Somesca o a Bas, brave da cantare, e tutte insieme si una, così può. Prima aveva adoprato una per aula per dire stu chiant che facevi. Rigulà. Scrigulà. Ah, e beh, scrivo là, ma quella è una roba che fai con la voce. Più o meno corgheggi, dovrebbe essere. È una roba che alza tanto la voce, ma tu non si arriva. Io non è mai arrivata. Ah, mai arrivata. No, ma non sono mica mai interessata. Ma Agne era fenomenale. Ma era una roba che si imparava o che veniva un po' spontanea? Veniva spontanea. Spontanea. Sì. E dopo dalle femminis? Beh, forse anche gli uomini, perché... Ah, perché non avevo mai sentito sta roba interessante. E coventa ero così. E si faceva viellant su? Sì. Dopo in che occasione lì? E quando si arrivava insieme, o anche quando si sposava qualcuno, e quando portava torno la roba, perché Con la dotta? la dote della femmina veniva portata, partiva una garzona con la scova ridendo, Con la scova? e dopo i ghiezzi, e dopo i scansei del bureau, una per ogni scansei, e così proprio. Ma è vera sta roba, ma quando si portava la dotta a casa dall'uomo, col chiar o a mano ogni persona? No, così. Col sei? Ogni persona aveva alc? Sì, in Bonnovo. Amici, parenti? Sì, parenti, così. Che si usava sciarpilla lana, per esempio una in Prata da Vasco, è stata una sciarpilla lana da lì. E dopo è stata portata io la roba, così arrivata la U e non sento in braccio già da frente. E non sono andata anche a cena perché bisogna dire che lei. Ma insomma, così può. Mia madonna allora ha serrato la porta dalla camera che nessuno era dentro a fare spiezzi. E aveva la clave che gliela dava a suo figlio. Sul serio? Ah, penso che facevi in dispiego. Che volta? Liete, il zucchero, tagliette, Anche che volta loro. Sì, che roba, sì. sì. Sempre che il mio barba andava a scuola insieme a mio cognato, che era dal 12 e il mio barba era dal 13, a scuola in Pielunco, dal professor Corini, e aveva chiappato anche la madre da Rente, anche mio cognato, e mio barba c'è compagno. E ce faceva? Mio barba era sempre stato il curic, dice così. Sì, gli aveva sfidato, no? Se tu vuoi ti scommetto che vengono portati via i miei. E aveva una melaria grande, lui. E no, ma no, non tu arrivi, no. Posso credere, allora era un borcone italiano, che l'altro al vedeva che faceva cadente, migliava o caue, era un busso, lui, che si faceva su e uno. E insomma, in che notte, che le sotto mio cognato, in che camera di sola, che era lui, ha tirato i miei solo con questa palazzo. Sapete da dove che viene il cudic? Il cudic è un piccolo tornado. Tornado, quel che faccio così. Il Sì, un mulinello. mulinello. E di solito veniva dalla base. Quando tu Dal facevi in base il fen, ogni tanto anche cambiava in tempo, veniva che scudice e ti tirava su. E allora Sì, era sì. dispettuoso perché tornava da via. E bene, lui era così. Tale qual. Ma guarda che per noi a tole bedex della fuos, per di là dal lungo così, ha scettato un dito. Allora questi pare che aveva fatto per fare i denti da Ristiel con la culata del 91. Mi pare che altava la canna, no? Spicciava, gli aveva fatto i due quarts e tu battevi giù il coso e veniva fuori il dente perfetto. Sì, e beh, mio padre, Intelligente, all'inda generoso. combinata, non stina di scorrere mio fratello che è il piccolo, Anche quel. Ma anche la clav per spicciare i denti aveva fatta. sì. Tu ne clav gli aveva llevato un tocco e quindi tu la Sì, giravi e veniva il dente che veniva spicciato e dopo un colpo di... Che lui l'aveva fatto per lui e questo l'ha fatto per me. Ah, io.
con tutta la grana. Talento, poi ce fa, poi ce fa. Non Sì. faceva lenti alla stalmide i glacins e il cuierti di legno. Ma no, il cuierti di legno no. No, faceva di... Ma ben i glacins, sempre, glacins, i fiers, allora. Per me Maria l'incognita fa un paradan. E si fruiava, Fruiava, sempre in talmide, mia madre. mi pensi. E tu la sentivi con il glacin anche. E di stat, zavi so qui scarpezzo o sempre con i dalmidis? Con la stalmides, Sì, anche di stat. dal Prat, sì. Sì. Dopo no, dopo sono diventati shorts. Ah beh, dopo Si aveva cambiare. la scarpa, si aveva tanta roba, ma insomma. Ma prima la scarpetta era per la domenica. E le Doma la scarpette la domenica, Doma la domenica. che è di pecciotto. Sì, di pecciot, sì. E io facevi le femmine su chi? Sì, sì, Sì. sì, bene, dai, faccio anch'io Ah, fino a poi c'è in fa. tutti bravi a lavorare, a fare. Non Ecco. hai portato dalla Svizzera anche le prime macchine da così? Un pulchio se sì. Ben, chi andrebbe già arrivare alle macchine da così? La prima l'aveva comprata mio Barbagenio per Menone in Via di Noces dal 30, con lei in mucca e ucchi. Penso. Una Singer, era a piedi, ma fatta metti a mano. Perché, sì. Mo con la spoletta ronda, che sai che sarebbe a mano, si vede le spole lunghe, no? Sì. E dopo aveva Bing, che io e Tomari l'avevo ben comprata insieme più manco qualche volta, la Singer. Come andai un'altra Singer in chimo elettrico, di che... Che gli metteva sul motorino. Sì. E hai a lavorare in mo, di Sardegna. Insomma, anche, ma non più tanto. Beh, insomma, brava perché Beh, scarpezzi dai fazzi, fas. E ci facevi due bravi su pecciotis pecciots, se no con la gomma. e già con la gomma, ok? Ma adesso è dura, Ben, arrivavi, ma come non arrivi più. Eh. Comunque. E allora si pare che faceva le sguselle per usare. Sì, E pensi che faria forse anche portafuori Boras col Gei dal Bo. aiutas. Io già avevo dal 47 in Genar, già avevo con un di ministro di Fasoi, col Vascia mi di che era lavorante, che era di Dominisia. Passati tra Cornial e Isuana, sì. Sì. Uvi, donde che si grande stistignari. Sì, la chiestignaria che è da sempre. Ben, uvi, però già avevo portato su Boras, per pulire poi i Berz da comprare un golf, la lana era un golf, che me l'ha fatto la Seppe. 20 gol, La lana, dal 47 in Genaro, una canaiuta. 14 anni. Noi Non si fa bevemo. dia. Sì, 60 kg. Mamma mia. Una canaiuta. Sulla stiarcola e sul Sì, chiaro. così su, vabbè. È sempre più stretta, perché più su. Si usava più stretta veniva la storia. Se ti allegio, realmente. Ma dopo avevi sentito tutto per fare su la lana, per la daspe, la... Ben, io hai mo la gorletta la La raspa. gorletta. Sì, l'hai che al maladare pensa che costava 15 giorni di lavorare dal bosco dalla Fuos. La a gorletta. portafuori dalla U. Sì, no, a lui altava il bosco. Con la manaria se Con la manaria se oncia che combinava. Mia Maria portava via il carbone di là, verso Iuris. Però lui ha lavorato 15 giorni per fare la gorletta da Italo dal pavellone. Ah, la faceva un di casa. Sì, dal pavellone. E chi la gente non faceva li poiatis? No, non no. era tradizione di fare. No, era lui, veniva da fuori, Vignevi. da Vicenza era. Ma avevi una palt? Chiappava su, sì. Sì. E invece in Chiarnia
che mi diceva il signor che eri la gente che portava in chiesa, Sofia mi ha detto che savi in malga su in chiarnia. Si Sì. pensi, si pensi. Mi pensi sì che c'era, andare un per la Zabasca c'era sempre condizione, Condizione. sempre lassù. Ecco, Mio Tomadon, Mio Tomadon c'era su, no? e in chiesa c'era sempre lassù. Pensa tu che l'uomo che gamba come calera. Cioè, E aveva una piccolta. Cioè, e aveva sempre le svacche. E deliberava per su. E c'era su un puac per la seace, no? Per prion. Sì, E bagaon, io varve bagaon, mi pare che c'era su qualche volta anche per resto. sì, Per tramoncio. sì. Al punto tale che a San Francesco il comune aveva un tocla che dormiva la prima notte. Sì. Dai reone su, Dai no? leoni si dormiva in qualche luogo. C'è visto. E chi avevano una palla, Eh sì, e lo state silvestri, che veniva su Pirona. al veniva su Pirona. Ma ricordi che veniva su, che passava per Zorowi. Prima si intendevano in palla. Ecco, E dopo un anno, siccome era dome claps che rodolava u, e i canali sono in e teneva da conto, in no, e anche parto svacchia si claps che veniva u. E allora mio nonno, che era stata una guerra, quindi dal 10, dal 910, hanno l'esut in Austria, che lavorava lassù alla corte di Vienna come scalpellin, alla fatto la stalla e dopo gli hanno slargiate per il plan, gli hanno Sì, comprate e non la sappiamo andare sin su. sì, tu credi, a in palla. Eh, A noi era arbo in che volta. no, Che io mettuto al 29, 30, una roba così mi pare che diceva mia madre. E anche per turno segnateria, per il turno voleva 14, 15 fasi di bedex per far formati. per far formare in che volta. E l'ignudo da portare quelle per stiarnarsi. Ben. Ma ieri se vai in portallati latteria o no? Non era Sì, il suo compito? Anche a eh. quello. Allora che anche a quello il compito. Una volta mi pensi come sono sbrisciata perché arriva la borgata e veniva la glacia, perché era l'aga che correva in banda, sono sbrisciata, perduto un par di litri di latte che stagnare la vase e poi sentito di tutto perché ho perduto il latte. Sicuro 2 litri. E mio padre, ma non stai a credere, mio padre gli ha detto, mio nonno, che la vase la tornava a comodare, che la stagnava lui, no? E così, ma... E la spacca nessuno ti diceva lui. Ma non doleva che Che non voleva, allora non ne voleva. allora no. Purtroppo c'è questo, c'è. Vitis. Vitis, veis fatto. Ben, insomma, Coventa era così, non si schiampava per noi.